Conferenza stampa stamani presso i Carabinieri di Agrigento per illustrare l'operazione svolta ieri a San Leone denominata Estate Sicura. Una trentina tra carabinieri, militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Municipale di Agrigento hanno battuto a tappeto il litorale di San Leone, allo scopo di garantire a ogni costo la fruibilità del lungomare per le passeggiate delle famiglie e dei turisti, senza dover fare la gincana tra le centinaia di venditori abusivi di merce contraffatta. La strategia utilizzata è stata quella di un massiccio pattugliamento preventivo. I carabinieri fanno servizi in tutta ovviamente la città, in tutte le zone dove ci sono le situazioni più particolari. San Leone merita un'attenzione particolare. Abbiamo fatto già molti servizi che riguardano il tema dei parcheggiatori abusivi, per i quali abbiamo fatto vari interventi, combinando anche sanzioni di varie migliaia di euro, sequestrando denaro. Ovviamente da questo punto di vista è importante la collaborazione da parte della cittadinanza, ma abbiamo dato luogo anche in questo fine settimana ad un servizio preventivo a tappeto che è stato fatto con militari dell'Arma dei Carabinieri, ma anche con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Agrigento, che ringrazio. Si è trattato di un servizio preventivo che ha lo scopo appunto di infrenare la oramai divenuta eccessiva presenza di venditori ambulanti che erano appunto arrivati a raggiungere anche le centinaia di unità e che di fatto un po' impedivano la serena fruibilità di tutta la zona di Vierasca. I servizi che sono stati svolti reiteratamente tra sabato e domenica hanno portato a un risultato che è stato l'azzeramento del fenomeno, per cui abbiamo ricevuto anche attestati di gratitudine da parte della gente e questi servizi continueranno anche in futuro. Sono previste altre zone, comandante, non solo San Leone, non lo so, altre zone anche di mare? Allora, la provincia ovviamente va da Licata attraverso Agrigento e arriva fino a Sciacca, in tutto il litorale, nell'ambito di queste operazioni spiagge sicure e per godere serenamente anche di tutto il litorale. L'Arma dei Carabinieri ha rinforzato tutti i servizi in tutto il litorale, per cui l'attenzione è massima in tutto il litorale di tutta la provincia, ma ovviamente il quartiere di San Leone e di Agrigento meritava un'attenzione particolare.